E questo capitolo si chiama Mi vogliono ammazzare, ma non è un titolo che io ho dato per, diciamo, dare un senso di suspense già alla storia. Il titolo è tra virgolette, questa è una frase che ha pronunciato Pasolini e che nessuno aveva mai riportato in un libro. Mi arrivano telefonate di minaccia. Io sono pronto, se mi vogliono colpire, ma l'importante è che non parlino con mia madre. Le parole di Pierpaolo Pasolini sono quelle affidate all'ANSA nell'aprile del 2010 dall'ex attrice italiana di origini eritree Ines Pellegrini, che nel film Il fiore delle mille e una notte interpreta il ruolo di una schiava saggia e colta. Pasolini aveva paura e qualche mese prima di morire fece cambiare il numero di telefono di casa perché riceveva minacce. E ancora, provavo da diversi giorni a chiamarlo, ricorda in un'intervista alla donna, ma non era più possibile. Per prendere la linea avevo cominciato a preoccuparmi, poi mi chiamò Pierpaolo e mi disse che aveva cambiato numero, ripeto, aveva paura e io non riuscivo a capire il perché e a chi si riferiva. Sempre Ines Pellegrini rimarca, in un documentario del 2012 realizzato dal giornalista della Stampa Carlo Grande, che Pasolini è morto male, se fosse stato un cane avrebbero avuto più pietà. Già, infatti, l'hanno tutta cucita addosso al personaggio, io lo chiamo character assassination, che è una terminologia americana, cioè l'omicidio di un personaggio, di un caratterista, perché è una strategia che i regimi totalitari applicavano in certi paesi e anche il nostro, cioè il Viminale, per distruggere prima la figura di un uomo, facevano pubblicare libri in cui raccontavano, descrivevano l'uomo come il peggiore, l'hanno fatto con Feltrinelli per esempio. Quindi che succede? Si attua una mistificazione del personaggio in senso negativo e vedrete che lo Specchio, che era gestito, il cui direttore rispondeva ad Andreotti ed era un personaggio della CIA, come aveva l'occasione lo definiva in mille modi, il vate delle marrane, insomma in tantissimi modi, anche quando subiva i processi o querele per i suoi film, cioè lo attaccavano sempre in questo modo, ma è stata una cosa sistematica. E ecco perché l'hanno cucita, perché hanno trovato cose vere o false, la sua attività appunto intima, il fatto che fosse comunque sempre attratto da questi ragazzetti, che è la verità, comunque l'hanno manipolata e trasformata in una cosa da mostro e in effetti l'hanno fatto finire come disse Andreotti, perché se l'è cercata. Ecco, questo è stato il racconto cucito di quella notte, che invece qui viene demolito totalmente. Io qui fotografo, fermo i fatti, quindi non solo il corpo, foto inedite che mostrano il pestaggio, adesso andiamo un attimo su quel capitolo, il pestaggio fascista che c'è stato sul corpo di Pasolini, cioè ci sono le presenze delle catene e ci sono le presenze dei tondini di ferro, strumenti tipici dei picchiatori. Questa parte del libro, breve ma fondamentale, conduce il lettore di fronte alla dinamica specifica del sormontamento del corpo del poeta e mostra, attraverso immagini inedite e in alcuni casi emerse dalle analisi peritali o dalle cronache del tempo, ma senza che il loro valore sia stato davvero evidenziato, come e perché la versione ufficiale non potesse e tuttora non possa reggere. Le immagini dei veicoli di parte del corpo, in stretta analogia con le analisi, servono unicamente a far comprendere come il doppio sormontamento sia stato funzionale, a cancellare le tracce di altri veicoli e a confondere l'intera dinamica dei fatti, portando a sminuire l'effetto della mattanza tribale svoltasi durante quella notte. Tutto doveva confluire e coincidere così con la versione dell'unico imputato minorenne.